Abbiamo qui su Cittadella la radio Simona Dalla Chiesa al termine di un incontro molto partecipato in una piazza del centro storico di Mottola nel giorno dedicato al ricordo della strage di Via D'Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino, una donna della sua scorta e 4 uomini della sua scorta. Simona, come è andato questo incontro con il presidio di Libera Mottola? Cosa ti porti a casa di questa serata? È stato un incontro bellissimo, molto partecipato, mi ha colpito la presenza consapevole delle persone, il silenzio, l'emozione che potevo cogliere soprattutto tra i rappresentanti dell'Arma o dell'Associazione dei Carabinieri in congedo. Mi sentivo a casa ed è stata un'iniziativa voluta fortemente dal presidio di Mottola, con cui per tanto tempo ci siamo sentiti proprio per garantire questa serata e devo dire che la coincidenza della giornata del 19 di luglio con tutto il portato emotivo che ha nel ricordo della strage di Via D'Amelio e nel ricordo, come ho detto, dello sguardo malinconico di Borsellino, devo dire che ha reso ancora più emozionante questo momento, questo incontro. Tanti argomenti toccati stasera, ovviamente la figura pubblica del tuo papà, ma anche quella privata di famiglia, la lotta alle mafie, la lotta al terrorismo, l'isolamento purtroppo subito negli ultimi mesi, l'ultima parte della sua vita da prefetto di Palermo e poi purtroppo la sua morte per mano delle mafie. Qual è l'eredità che lascia il tuo papà a te e alla tua famiglia e il generale Dalla Chiesa alla nostra nazione? Io vorrei distinguere due tipi di eredità che ha lasciato a noi figli e che sono una di valore pubblico e che è quello che ha lasciato anche a tutta l'Italia, e cioè il rispetto delle istituzioni, il valore della democrazia e la grandezza della nostra patria, di questa comunità di persone che devono riconoscersi in una serie di valori che sono stati quelli che hanno determinato tutte le sue scelte di vita. Ecco, questo amore verso la nostra patria, questo amore per le istituzioni, a prescindere dalle persone che a volte anche indegnamente le rappresentano, ma che sono istituzioni che ci sono state consegnate dai nostri nonni, genitori, negli anni della dopoguerra, negli anni della Resistenza, e che sono costate tanto sangue, tanti sacrifici, e poi sono costati i sacrifici di tutti coloro che dopo, in tutti questi decenni di vita repubblicana, si sono impegnati per la crescita del nostro paese, per il rispetto delle regole democratiche. Ecco, credo che questo sia il più alto significato della sua vita. Io direi che si può riassumere nel rispetto della Costituzione italiana, ecco, con tutto quello che c'è dentro, anche perché papà era una persona che amava molto il prossimo e quindi non si limita a un rispetto di regole e basta, ma era la capacità di accogliere, la capacità di solidarizzare, la capacità di essere un punto di riferimento per tutti, e questo io lo ritrovo nei principi e nei capisaldi della nostra Costituzione. Quello che è il messaggio privato è un messaggio di amore, un amore verso la famiglia, un amore verso il prossimo, ma soprattutto quella forza indistruttibile che lui e mamma come famiglia hanno lasciato a noi figli e che ci hanno anche consentito di affrontare con il sorriso tutti questi anni dopo i grandi dolori provati.